L'azienda Amico Bio prende il nome dal nostro cognome di famiglia, Amico, e per questo appunto bio, perché siamo biologici dal 1995. Apparteniamo al gruppo Terre di Ecor sin dalla sua nascita. L'azienda è nel comune di Capua, si estende su 200 ettari, è un'azienda certificata biologica biodinamica. Dal 1995 siamo in bio, dal 2005 siamo certificati come azienda biodinamica. Come tale abbiamo un allevamento, alleviamo maialino di razza casertana, che è un'antica razza di maialino, e poi alleviamo 80 mucche allo stato semibrado. Tutta l'azienda produce per lo più ortaggi, abbiamo un vivaio per la produzione delle piantine e poi da lì fino a finire al confezionamento. Abbiamo un punto vendita Naturasina, azienda che permette alle persone di poter venire e poter fare quindi la spesa. Ci dedichiamo con Marcella, con mia sorella e con gli altri anche a tutta una serie di attività collaterali e connesse come l'agriturismo, l'ospitalità. Organizziamo all'interno dell'agriturismo giornate a tema sull'alimentazione. Possiamo ospitare giovani che si vogliono avvicinare a quello che è il mondo dell'agricoltura biologica e biodinamica, quindi vengono con noi tutti i giorni in campagna per occuparsi di quelle che sono le attività peculiari di un'azienda biodinamica. In ultimo è sottolineare anche la nascita dell'asilo steineriano che noi abbiamo qui, dove i genitori gestiscono in piena autonomia questo gruppo ad indirizzo steineriano che dai 3 ai 6 anni ospita ad oggi 15 bambini. Il nostro sogno nei prossimi anni è quello di realizzare anche quello che è la scuola primaria. Abbiamo sposato da subito i principi dell'agricoltura biologica, il rispetto dell'ambiente. È stato un percorso a tappe finché poi nel 2005 siamo giunti all'agricoltura biodinamica, un'agricoltura che vede alla base una serie di principi che ci colpiscono proprio nel cuore, il rapporto con la natura, il rapporto con gli animali. Abbiamo una stalla da cui appunto prendiamo il letame per poter formare i cumuli e poi concimare la nostra azienda, e per questo oggi tutta l'azienda certificata Demeter produce per lo più ortaggi come insalate, bietole, cavoli, indivie, che poi vengono raccolte, lavorate nel nostro magazzino e poi spedite, pronte per essere portate sulla tavola dei consumatori attraverso i supermercati Naturasina. In azienda coltiviamo su circa 200 ettari ortaggi, per lo più ortaggi invernali. Insalate, indivia, cavolfiori, finocchi sono tutti coltivati secondo il metodo dell'agricoltura biodinamica. Per questo motivo cerchiamo sin dall'inizio di essere quanto più vicini a quello che è il principio dell'azienda a ciclo chiuso. Quindi produciamo nelle nostre aziende quelli che sono i cumuli, che saranno il fertilizzante naturale che verrà dato alle nostre colture. Dei nostri ortaggi produciamo ad esempio anche i semini, abbiamo un vivaio per la produzione delle piantine. Le produzioni seguono un ciclo ben preciso, vanno in rotazione una con l'altra. La biodinamica io penso che veramente possa essere uno strumento che aiuta, perché l'agricoltore, il contadino è molto più vicino a quelle che sono le tematiche di rispetto dell'ambiente. Una delle nostre produzioni principali è la coltivazione delle insalate. Produciamo ben 8 tipi di insalate diverse, tra verdi, rosse, insalate bionde. Con la ditta Sativa produciamo dei semi di antiche varietà che vengono ripresi e poi coltivati in azienda da noi. La tecnica di coltivazione è una tecnica molto semplice e rispettosa dell'ambiente. Una volta prodotta la piantina viene messa a dimora, togliendo anche un po' di quelle che sono erbe che in qualche modo possono dare fastidio alla coltivazione, e così si arriva fino alla raccolta. Successivamente vengono lavate, lavorate e poi sono pronte per essere spedite. Da sempre in Campania si sono prodotte insalate proprio perché il clima consente con molta facilità di poterle produrre anche nel periodo invernale, quando spesso altrove, soprattutto nei climi un po' più freddi del nord Italia, diventa difficile coltivare un prodotto così delicato appunto come le insalate.